Tappeti di guerra è il titolo della mostra fino al 17 gennaio al Museo d'Arte Tessile di Samugheo. In mostra 65 tappeti intrecciati dai bambini sfruttati in Afghanistan. Rosa Vitarelli. Per un bambino che cresce nella guerra, i suoni naturali sono quelli di un elicottero, un carro armato, un proiettile. E questo vissuto è riprodotto in una serie di tappeti che in Afghanistan sono tessuti dalle mani piccole dei bimbi, che nei disegni riportano quello con cui hanno imparato a convivere. I tappeti di guerra nascono con l'occupazione sovietica dell'Afghanistan nel 79. Prima come tappeti celebrativi, poi negli anni 2000 continuano le iconografie che inneggiano alla jihad. 65 di queste produzioni possono essere viste al Museo dell'Arte Tessile di Samugheo fino al 17 gennaio, grazie alla Cooperation Onlus, cooperativa che da anni lavora in Afghanistan, che ha sottratto questi tessuti al mercato nero. È un lavoro di denuncia, parte dei fondi raccolti tramite la vendita dei cataloghi della mostra verrà utilizzata per aiutare le famiglie a far uscire bambini dallo sfruttamento. Tappeti di guerra si incontrano nella mostra con i tapinu e mortu. I tappeti sardi hanno delle grossissime similitudini con la produzione mediorientale e in questi tappeti possiamo vedere alcuni punti che vengono ripetuti soprattutto per quanto riguarda la tematica della vegetazione, quindi anche di quello che circondava le persone nella natura. I simboli della tradizione afghana, come un minareto, vengono mano a mano abbandonati per introdurre elicotteri, carri armati, mitra. Il titolo della mostra è Calpesta la guerra. Oltre a quelli esposti, una serie di tappeti sono poggiati sul pavimento, un percorso che deve essere fatto dal visitatore con i suoi piedi, per calpestare i simboli della povertà e dello sfruttamento. Un aggiornamento sulla partita del Cagliari ancora.